Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo subito con il campionato di Serie A. Questa giornata era particolarmente importante per le squadre in vetta alla classifica. Infatti erano presenti ben due big match: Inter contro Juventus, si giocava allo Juventus Stadium di Torino, e Atalanta-Napoli. Partiamo proprio da loro. L'Inter è riuscita ad espugnare Torino con una vittoria per 1-0 grazie al calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu. Il giocatore turco aveva dapprima sbagliato il rigore, merito anche di un'ottima parata di Szczęsny. Sulla successiva respinta era arrivato il gol, o meglio l'autogol di Danilo, difensore della Juventus, per una serie di carambole. L'arbitro però ha fischiato fallo, quindi il gol era da ritenersi annullato, ma Matthijs de Ligt, il difensore olandese della Juventus, era entrato in anticipo in area di rigore sulla battuta del calcio e quindi si è dovuto ripetere il calcio di rigore. Questa volta Çalhanoğlu non ha sbagliato, nonostante Szczęsny abbia intuito. La partita in sé racconta di una Juventus che ha giocato, al contrario di molte altre volte, molto offensiva e molto spigliata, arrivando più volte vicino al gol, in cui un'occasione in particolare dove Chiellini si è ritrovato sostanzialmente a 1 metro dalla porta, ma non è riuscito a calciare in modo pulito e la palla è rimbalzata e ha toccato la traverso. Era davvero difficile riuscire a colpire la traversa da lì, molto più difficile che segnare, ma Giorgio Chiellini non è famoso per essere un goleador. L'Inter invece era molto in difficoltà, non è mai riuscita a creare delle occasioni pulite, ma il calcio di rigore gli è bastata e si è portata a casa 3 punti fondamentali. Passiamo ora al secondo big match. Il Napoli ha vinto anche lui in trasferta per 3-1, una partita che ha subito sbloccato al 13° minuto con un rigore segnato perfettamente da Lorenzo Insigne. È arrivato poi il raddoppio di Politano su uno schema su punizione in cui si è trovato solo a calciare, comunque realizzando un bellissimo gol. Nel secondo tempo il centrocampista olandese De Ron dell'Atalanta ha provato a riaprire la partita con un ottimo colpo di testa, ma è arrivato il definitivo 3-1 di Elmas su uno splendido assist del Chucky Lozano. Napoli che così aggancia il Milan in classifica momentaneamente e soprattutto anche l'Inter con la sua vittoria si porta a soli 3 punti dal Milan, ma con una partita da recuperare. Il Milan invece è sceso in campo lunedì sera contro il Bologna in una partita che è terminata 0-0 ed è una di quelle partite in cui i tifosi definiscono la porta stregata. Il Milan ha realizzato 30-35 tiri verso la porta bolognese, non tutti sono terminati in porta, alcuni hanno necessitato grandi interventi del portiere polacco Skorupski, in particolare 2 colpi di testa di Giroud e il colpo di testa al 92esimo di Ante Rebic, ma un Milan che non si è dimostrato molto fluido in fase offensiva, abbastanza statico su un campo di San Siro piuttosto malconcio dove tutti i giocatori di entrambe le squadre scivolavano molto, ma è da dare merito anche alla grande prova del Bologna che soprattutto nel primo tempo ha giocato in modo piuttosto spigliato e soprattutto non dimostrando paura della squadra rossonera e anzi ripartendo da dietro più volte e creando i presupposti di occasioni pericolose. Poi in realtà la migliore parata di Mike Maignan è arrivata con un tiro dai 30 metri da fermo di Musa Barrow, che è riuscito a imprimere una forza straordinaria e che il portiere rossonero con la mano di richiamo è riuscito a spizzicare e mandare sopra la traversa. Una battuta d'arresto che non ci voleva per i giocatori rossoneri, che ora si ritrovano con un punto di vantaggio sul Napoli e con 4 sull'Inter, ma che ha sempre una partita in meno, che è proprio contro il Bologna. Al contrario, il Bologna agguanta un pareggio importante, più per il morale e il significato, in quanto il loro allenatore, Mihajlovic,
si è dovuto momentaneamente ricoverare in ospedale e lasciare la squadra. Quindi tutti i giocatori avevano quella motivazione in più che hanno messo sul campo e che hanno dimostrato di meritarsi questo pareggio. Nelle altre partite di Serie A sono arrivate le vittorie di Roma 1-0 contro la Sampdoria Genoa, gol dell'armeno Mkhitaryan, e della Lazio che ha battuto in casa per 2-1 il Sassuolo, in una partita a lungo dominata dalla squadra biancoceleste che è andata fino sul risultato di 2-0 e che solo un gol a 5 minuti dalla fine di Traoré ha momentaneamente riaperto, ma la squadra di Mister Sarri non è mai andata in vera difficoltà. È arrivata una vittoria anche per la Fiorentina che ha battuto 1-0 in un derby tutto toscano l'Empoli. Una vittoria a merito di Nico Gonzalez che con un fantastico colpo di testa su punizione di Capitan Biraghi ha suggellato la vittoria viola. Fiorentina che rimane così in scia dell'Atalanta e insieme alla squadra bergamasca ha una partita in meno che le permetterebbe di accorciare sulle due romane che ora si trovano al quinto posto, la Roma, e al sesto posto, la Lazio. Passiamo ora al tennis. Vi avevo lasciato con il torneo di Miami con Yannick Sinner agli ottavi di finale contro Nick Kyrgios. Ottavi di finale vinti di autorità per il tennista italiano che ha battuto l'australiano per 2-7-0 e non si è fatto distrarre dai continui lamentele del tennista australiano verso l'arbitro che l'hanno poi portato a subire una penalità. Purtroppo però nella partita successiva ai quarti di finale contro Francisco Cerundolo il tennista italiano si è dovuto ritirare dopo soli 5 game a causa di una vescica sul piede che non gli permetteva di muoversi liberamente e quindi speriamo di rivederlo in campo a Monte Carlo in questa settimana sperando che abbia superato i suoi problemi fisici. Il torneo è stato poi vinto da Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno spagnolo di soli 18 anni, ha così vinto il suo primo Master 1000 e siamo sicuri non sarà l'ultimo della carriera. Ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud che ha così completato i suoi progressi su cemento. Lui che è sempre stato un ottimo terraiolo, ora ha anche una dimensione sul veloce. In finale però non è bastato e nonostante un primo set giocato molto bene, dato che era riuscito a rubare il servizio al suo avversario e andare in vantaggio 3-0, non è poi però riuscito a mantenere quell'intensità e soprattutto in alcuni colpi decisivi non è stato preciso quanto lo spagnolo. Primo set che così è stato vinto per 7-5 da Alcaraz, che ha poi vinto per 6-3 anche il secondo set. Terminiamo la nostra rubrica con il ciclismo. Infatti si è corso il Giro delle Fiandre. Il Giro delle Fiandre è la corsa interamente belga di un giorno più importante per il paese. Infatti si snoda su 272 km ed è basata da un susseguirsi di muri. I muri sono delle brevi salite con delle pendenze molto elevate e spesso e volentieri caratterizzati dal pavé, cioè sarebbe il lastricato in mattoncini. A vincere la gara è stato Mathieu Van Der Poel, che ha conquistato così la sua seconda vittoria al Giro delle Fiandre dopo il secondo posto dell'anno scorso. Ma il vero protagonista della giornata è stato Tadej Pogačar. Il giovane sloveno, alla sua prima partecipazione, ha messo in croce tutti gli avversari. Soltanto l'olandese è stato in grado di seguirlo sui due muri finali, in particolare sul Paterberg, e di giocarsi così la volata finale tra loro due. O almeno così si credeva, perché a 1 chilometro dalla fine i due corridori di testa hanno così rallentato per studiarsi che da dietro sono arrivati i due più vicini inseguitori, cioè il francese Madouas e l'olandese Van Barle. E i due hanno fatto partire una volata molto lunga ed emozionante in cui a rimetterci è stato Tadej Pogačar che è rimasto chiuso dai due subentrati da dietro
mentre Mathieu Van Der Poel non si è fatto fregare e partendo dalla testa ha potuto attraversare il traguardo a braccia alzate. Bene, per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!